Le 7.23 del 19 maggio 2026. Buongiorno Taranto, vi sono mancato? Buongiorno da Francesco Casula, tornato dopo qualche giorno di ferie. Buongiorno anche a Piero Caffio che oggi guida la parte tecnica. Insieme fino alle 9 vi terremo compagnia, vi racconteremo tutto quello che c'è da sapere per affrontare questa giornata, i fatti del territorio più salienti. Devo dire che non è stato un bel ritorno, sono tornato in moto e mi sono bagnato fin dentro al midollo stamattina perché ho preso tanta di quell'acqua che la metà bastava, ma vabbè, è successo, è andata così, pazienza. E allora di che parliamo oggi? Oggi cominciamo a parlare di Examio, ricominciamo a parlare di Examio, facciamo un punto sulla crisi. Il sindaco incontra i consiglieri regionali del territorio per chiedere una mano sostanzialmente a salvare i conti dell'azienda. Cercheremo di capire con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGIL quanto è concreto il rischio di un default di Chima Ambiente. E a proposito di crisi, soldi contati, si direbbe dalle mie parti, all'ex Ilva. I 149 milioni concessi dallo Stato non bastano per arrivare, come si suol dire, quasi a fine mese. Con Domenico Palmiotti cercheremo di capire quali sono le altre soluzioni oltre a nuova iniezione di denaro da parte dello Stato in attesa di definire l'eventuale vendita. Torniamo a parlare del caso Baccarì, ma questa volta dei risvolti politici, tensioni alle stelle tra il sindaco e la maggioranza. Il discorso del primo cittadino ieri in consiglio comunale contro la sua maggioranza e ha detto mi sono sentito solo, ha ricordato anche quando si è dimesso dopo l'incontro degli ambientalisti, ha ricordato le critiche che le sono piovute addosso anche dalla maggioranza dopo il suo intervento a proposito dell'1 maggio Taranto e delle parole pronunciate dal professor Tommaso Montanari. Le ultime sono arrivate a proposito dell'assenza in piazza Fontana nel giorno del presidio a sostegno di Baccarì e contro la violenza e il razzismo. Ascolteremo le sue parole ieri in aula. Torniamo a parlare di TEF, si avvicina l'evento del 21 e 22 maggio. Oggi avremo con noi Vito Felice Oricchio, commissario straordinario delle bonifiche. Con lui parleremo non solo dello stato delle cose, ma quanto è importante saper fare rete in queste occasioni per offrire strategie migliori a Taranto in tema di bonifiche. Chiuderemo la puntata con Gabriella Barcariol e la rubrica Casa Tutta a Posto. Torneremo a parlare del caso Baccarì e dei minori coinvolti nel caso Baccarì, ma più in generale cercheremo di capire come funzionerà adesso per questi minori, quanti anni rischiano e che succede una volta che diventano maggiorenni. Restano in un istituto minorile, vanno in un carcere per adulti? Ve lo racconteremo tra un po', anche grazie all'aiuto dell'avvocato penalista Adriano Minetola. Quindi insomma, questo e tanto altro, restate con noi. Ora c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon martedì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, agire nel lavoro senza badare troppo alle conseguenze sarà un atto di coraggio davvero encomiabile. La tenerezza ritornerà protagonista nella vita amorosa, complice anche una connessione mentale strepitosa con la persona amata. Toro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Per domani si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Gemelli, buon momento per quanto riguarda gli incontri personali e professionali. Dal punto di vista lavorativo è necessario non essere troppo puntigliosi e soprattutto stare alla larga dalle discussioni inutili. Cancro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Leone, la carriera non subirà nessuna trasformazione in questo momento. In amore, invece, subentreranno delle incomprensioni che potrebbero minare alcuni aspetti fondamentali per la vostra storia d'amore. Vergine, la sensibilità sarà un punto cardine della vostra giornata. Sarà preferibile non interagire con troppe persone, soprattutto se queste sono pronte a fare delle osservazioni non gradite e non costruttive. Bilancia,
Molte delle vostre ambizioni lavorative troveranno riscontro prima che possiate accorgervene. Il denaro sarà un compagno ideale per realizzare finalmente un progetto importante. Non dimenticate di prendervi cura del vostro riposo. Scorpione, prendere una decisione importante nella vita privata vi darà un senso di libertà molto gratificante. Nel lavoro finalmente ci sarà spazio per una bella creatività. I guadagni e i successi finalmente diventeranno più concreti. Sagittario, per molti ci saranno delle separazioni importanti tra poco, per altri invece una relazione amorosa potrebbe durare, anche se adesso mancano particolari motivazioni. Nel lavoro la cerchia delle collaborazioni potrebbe creare un po' di scompiglio. Capricorno, gli affari avranno un lieve rialzo, frutto della fortuna ma anche del vostro duro lavoro. Nelle faccende di cuore ci saranno delle criticità che non avete voglia di affrontare. Rimandate, se possibile, le discussioni. Acquario, andrete avanti con i vostri progetti senza curarvi troppo delle opinioni altrui. Sicuramente al momento i guadagni saranno assicurati, ma dovrete cercare di mantenere un profilo basso in ambito economico e risparmiare un pochino. Pesci, giornata di alti e bassi, sia in amore che nelle faccende professionali avrete varie situazioni sia positive che negative. In famiglia ci sarà un ambiente che probabilmente vi farà sentire pienamente al sicuro. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Al giorno d'oggi i giovani immaginano che i soldi siano tutto e quando diventano più vecchi sanno che è così. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E grazie a Maya per averci raccontato anche oggi quello che dicono le stelle. Invece diamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani locali e regionali. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, il dorso locale del Corriere della Sera. I veri razzisti sono i politici. Sono le parole di Michele Riondino, attore e regista tarantino, che dopo i fatti di Piazza Fontana ha dichiarato: il dramma Bacari ignorato dal governo, ma questa città non è indifferente. L'attore si sofferma sulla tragica sorte del bracciante ucciso da un gruppo di ragazzi a Taranto e si parla sul Corriere anche di un'altra vicenda invece di tutt'altra tipologia. Michele Emiliano in toga giovedì dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura. L'ex governatore sarà sentito dalla terza commissione. Le sedi in cui dovrà tornare a prestare servizio come magistrato sono Roma o Benevento. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno, i conti che scottano, debiti nella sanità, scontro continuo tra destra e sinistra. La regione blocca l'ASL di Foggia sull'acquisto della sede. Al centro della pagina invece Stellantis, il 21 atteso il piano industriale, la CISL, il sindacato che chiede di tutelare anche l'indotto. La leader del sindacato CISL, Daniela Fumarola, la tarantina di Daniela Fumarola, e Rammelfi a sostegno dei lavoratori. Chiudiamo con una notizia, diciamo, tra cronaca e politica. Regione, la Corte dei Conti boccia il bilancio dei grillini, hanno pagato ai portaborse le ferie residue coi soldi pubblici. Però lo racconta sulla Gazzetta Massimiliano Scagliarini, da leggere il pezzo perché è molto molto interessante. 7:31, noi ci fermiamo, c'è la New Hit, quando torniamo tutti gli altri giornali. Noi ora continuiamo a guardare le prime pagine dei quotidiani dopo Corriere e Gazzetta. Diamo un'occhiata alla prima dell'edicola. La sanità service nel mirino, possibili ridimensionamenti, si vaglia anche questa possibilità in regione per la riduzione del deficit sanitario. Il modello delle società in house del governo Vendola rimesso in discussione. Emissioni dell'ex Ilva, il ministero diffida dopo una ispezione dell'ISPRA. Sono stati rilevati alcuni valori superati ed è arrivata anche la segnalazione, ecco, la diffida anzi del ministero all'ex Ilva. E poi si parla di ancora inquinamento, però questa volta dell'indagine di Molfetta, dove sono state ritrovate valori preoccupanti nelle falde acquifere. Ci sono nella zona industriale, pensate, 72 soggetti indagati. Andiamo a dare invece un'occhiata al quotidiano che apre con la regione.
IRPEF sanità si paga da subito. Poi la batosta con il conguaglio, sprechi, rincari e spese voce per voce, ecco il maxi debito che i pugliesi copriranno. Al centro della pagina invece una foto del sindaco e del suo vice Vitetti e Giorno con il cartello in mano durante il consiglio comunale. Baccarì, l'omaggio del consiglio, la città vecchia deve reagire, e parla anche Claudia Lacitignola di Caffè Letterario, ha parlato di quel ragazzo, di quel 35enne solo e fragile. Poi si parla anche qui di ex Ilva con 3 valori oltre la norma e scatta dei fila del ministero, e chiudiamo con la cronaca. Bimba investita a San Marzano, c'è l'autopsia, indagato lo zio dopo la tragedia. Questo e tanto altro troverete sui giornali, quindi mi raccomando, date un'occhiata, leggeteli, approfonditeli e siate consapevoli di quello che ci sta accadendo in questo momento. Noi tra un po' cominciamo i nostri approfondimenti, lo facciamo parlando di Amio, lo faremo con i sindacati per capire quanto è concreto il rischio di un default. Alle 7.40 siamo tornati in diretta per parlare di Amiu, per parlare della crisi della società in house di igiene urbana del comune di Taranto, un profondo rosso da oltre 40 milioni di euro, come sapete, e nei giorni scorsi il comune ha chiamato, tra virgolette, i consiglieri regionali e ne parliamo questa mattina con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGIL per capire in estrema sintesi quanto è grosso il rischio che ci sia un default, che l'ex Amiu, che Chima Ambiente, fallisca. Buongiorno Sardelli, ben trovato. Buongiorno a tutte e a tutti. Quanto è concreto, Sardelli, il rischio che, come dire, la società del comune se ne vada di capo sotto? Molto molto concreto, e il passare del tempo, dove si parla molto ma si agisce poco, aumenta a dismisura questo rischio. Perché io voglio ricordare che già un mese fa, su richiesta delle organizzazioni sindacali, siamo stati ricevuti in 5ª commissione gestione ciclo dei rifiuti della Regione Puglia. Abbiamo detto in maniera chiara ed inequivocabile che 2 sono gli elementi di possibile svolta per sostenere un piano di risanamento economico-finanziario, ma aggiungo anche gestionale. La messa a reddito dell'impiantistica attraverso la modifica dell'AIA, che è una competenza tutta regionale, è un altro strumento fondamentale, che è il nuovo contratto di servizio. Io voglio ricordare che il contratto che lega... Io cerco di spiegarlo, scusi un attimo Sardelli, cerco di spiegarlo a chi ci ascolta. Il contratto di servizio è un contratto sostanzialmente tra il comune di Taranto e l'ex Amiu, in cui c'è scritto che cosa deve fare l'ex Amiu e quanto il comune pagherà per quei servizi, giusto? Esatto. Okay. Noi questo contratto di servizio è in proroga da ormai tempo immemorabile. Ci fu detto nell'ultimo incontro con il sindaco Vitetti e con l'assessore alle partecipate Cataldino che entro fine aprile ci avrebbero riconvocato per illustrarci un nuovo contratto di servizio, ma a tutt'oggi cogliamo, perché ancora non ci è stato detto, che si andrà in proroga fino a dicembre. Ora comprendete bene che il messaggio che arriva ai creditori, ai lavoratori e alla città non è un messaggio chiaro, perché un messaggio chiaro sarebbe quello di dire: intanto rinnoviamo il contratto di servizio, stabiliamo con quali risorse e con quali obiettivi questa azienda deve andare avanti, e quindi mettere in campo un piano di risanamento finanziario e gestionale che sia credibile. Questa situazione di incertezza non fa che, come ho detto prima, che aumentare a dismisura il rischio di un default, perché il passare del tempo, comprendete bene, determina anche tra i creditori la sempre più forte preoccupazione che in realtà non si intenda concretamente mettere mano a un piano di risanamento economico-finanziario. Chiariamo una cosa, Sardelli, è possibile che oggi qualcuno dei creditori si alzi e chieda il fallimento, o il tribunale da questo punto di vista ha blindato alcune, cioè ha messo dei paletti? Al momento, al di là delle parole, degli annunci, a noi non ci risulta che l'azienda abbia attivato alcuna procedura, che sia una procedura di concordato preventivo, che sia una procedura di composizione negoziata del debito. Quindi in questo momento l'azienda è completamente priva di qualsivoglia copertura legale, quindi si può usare un qualunque fornitore di cifre importanti, spingere il bottoncino e finisce la festa, con una default che non è solo un default economico-finanziario, perché io voglio ricordare che quei debiti poi qualcuno li deve pagare. 1, 2, un problema di crisi occupazionale, perché poi non sappiamo che termini di ricaduta ha sui livelli occupazionali. Voglio ricordare che ad oggi
la forza lavoro di Amio è costituita da circa nemmeno più 250-300 diretti, e poi tutto il resto, gli altri 150 sono lavoratori interinali, quindi la forma più estrema di precariato da parte di un'azienda pubblica che si protrae dai tempi del Covid, quindi dal 2020, più un problema poi di efficienza e qualità del servizio. Allora noi ci chiediamo, mancano ormai pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, che dovrebbero essere una vetrina importante per la città, ma è possibile che noi arriviamo ai Giochi del Mediterraneo con questa situazione di incertezza? Allora, come veramente va bene, ha convocato i consiglieri regionali, poi qualcuno ci spiegherà per quale motivo non convoca anche gli stakeholder, che sono le organizzazioni sindacali, che non a caso già un mese fa ci siamo attivati in regione autonomamente. Ora, quello che noi chiediamo è che ci sia un'operazione, per l'ennesima volta chiediamo un'operazione verità, perché ad oggi, guardi, noi sentiamo notizie, annunci, proclami, ma di atti concreti che indichino una chiara inversione di tendenza, un'idea chiara su come sarà il futuro del ciclo dei rifiuti a Taranto, noi non ce l'abbiamo, e il tempo non è un fattore rilevante. Direi di no. Deve fare, faccia. Chi deve fare, faccia. Però se qualcuno pensa, e l'ho detto anche un'altra volta, che la tattica è quella della rana bollita, lo dica subito. Questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale e gestionale, ma consentite anche di decoro urbano. Quindi, perché comprendete bene che vanno fatte le scelte, vanno comunicate e devono essere fatte. E allora, il tempo delle Sardelli, scelte. il tempo delle scelte credo che sia ormai arrivato. È arrivato anche il tempo per noi, purtroppo, di dover mandare la pubblicità. Quindi grazie davvero, come al solito, per la disponibilità e per averci raccontato, insomma, qual è il quadro, e noi naturalmente continueremo a raccontarvi lo stato delle cose, insomma, nella speranza che una soluzione si trovi in difesa di famiglie, territorio e non solo. Grazie a Cosimo Sardelli di FP CGIL, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a tutte le cittadine e le cittadine. Noi tra pochissimo invece parliamo di ex Ilva con Domenico Palmiotti, i soldi che non bastano ad arrivare nemmeno a fine mese, si direbbe, dalle nostre parti. Qual è la soluzione? Ve lo raccontiamo tra pochissimo, restate con noi. Dalle 7.54 siamo tornati in diretta e, come annunciato, parliamo di ex Ilva. Dalle nostre parti si direbbe che l'ultimo prestito dello Stato, 149 milioni, non bastano per arrivare a fine mese. E allora come sopravvive lo stabilimento strategico nazionale? Lo chiediamo a Domenico Palmiotti, collega del Sole 24 Ore del Nuovo Quotidiano di Puglia. Buongiorno Domenico, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Come si sopravvive? Diciamo che non basteranno, secondo alcune stime, sino a fine giugno. Ci riferiamo ai 149 milioni che sono stati previsti col decreto che è diventato legge a gennaio. Questi soldi però non sono arrivati a gennaio, sono arrivati ad aprile, e poi sempre ad aprile il Ministero delle Imprese ha fatto pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo. Questi 149 milioni, diciamo, servono alla continuità operativa dell'azienda, e nella continuità operativa c'è tutto, dagli stipendi alle forniture, ai lavori, alle manutenzioni. È chiaro che un'azienda di quel complesso, di quella dimensione, ha bisogno di molti soldi per andare avanti. Domenico, ricordo male se dico intorno ai 50 milioni di euro al mese? Poco meno, okay. Solo gli stipendi assorbono, diciamo, al di sotto dei 40 milioni, però diciamo gli stipendi sono una voce, perché Ilva ha poco meno di 10.000 dipendenti in Italia, poi ci sono i lavori, le forniture, c'è da pagare l'indotto. Per esempio SACE proprio in questi giorni ha scritto alle imprese riattivando il meccanismo di pagamento delle fatture. Perché lo ha fatto SACE? Perché appunto l'azienda ha avuto questa provvista di 149 milioni. 149 milioni che serviranno ad andare avanti sino a giugno. Dopodiché se l'azienda non sarà stata ceduta ancora a nessuno, e su questo siamo ancora in un terreno molto molto vago e molto molto incerto, è evidente che lo Stato dovrà rimettere mani al portafoglio. D'altra parte è stata anche, come dire, previdente la Commissione Europea, che nell'autorizzare questo prestito ponte di 149 milioni ha elevato il budget sino a 390 milioni. Cioè, una volta accordati e assegnati questi 149 milioni, lo Stato può ancora altri 250
sino ad arrivare alla concorrenza di appunto 390. Evidentemente l'Unione Europea già prevedeva qualche tempo fa che l'azienda nel giro di qualche mese non sarebbe stata ceduta, e quindi, come dire, si è messa al riparo, dando già l'autorizzazione. Come stanno andando le trattative? Le trattative sono in stallo perché Flax qualche giorno fa ha annunciato la costituzione di un tavolo tecnico con alcuni players industriali, e il negoziato sta andando avanti ancora con Jindal, però non si vede la conclusione di questo negoziato, non si vede ancora un approdo. Domenico, che si sa su questi due nuovi player che secondo Urso sarebbero interessati alla fabbrica? Ma senti, i nuovi player che si sono affacciati, una è la società di investimenti del Qatar, Qatar Investment Authority, ed è una società appunto di Stato che ha la mission di rafforzare appunto la diversificazione economica del Qatar. È un'azienda, è una società molto liquida. Il Qatar fino a qualche anno fa era anche compartecipe dell'investimento, come ho scritto, del terminale di rigassificazione di Rovigo. Poi ha ceduto questa partecipazione e adesso a caccia di nuovi investimenti. Il Qatar potrebbe essere in partnership con Arvedi, però diciamo sono interessi che ancora non si sono palesati. Credo che l'aggancio col Qatar lo abbia realizzato il premier Giorgia Meloni nella sua recente visita di Stato appunto in quella nazione. Domenico, per chiudere, perché abbiamo 30 secondi, ti volevo chiedere, secondo te a tempi come siamo messi? Cioè, secondo te quando avremo un risultato concreto? Io spero subito, perché ormai sono passati 2 anni dell'amministrazione straordinaria, abbiamo già fatto 2 gare. Certo, se si dovesse fare una terza gara dopo quella di luglio 2024, agosto 2025, io credo che diventerebbe veramente un caso da libro. Cioè non credo che ci siano aziende dove si sono fatte 3 gare e 2 procedure di amministrazione straordinaria. Probabilmente è il caso veramente di mettere un punto fermo, perché così si iniettano soltanto soldi pubblici in questa azienda e non si vede nessun orizzonte, non si vede nessuna ripresa. E allora noi cercheremo naturalmente di raccontare come sempre tutto quanto, anche e sempre grazie all'aiuto e al supporto di Domenico Palmiotti, collega e amico di Cittadella. Grazie Domenico, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Quando torniamo invece parliamo di Bacari Sacco, l'omicidio di Piazza Fontana, che diventa anche un caso politico che divide sindaco e maggioranza. Adesso invece spazio all'informazione e alla musica, restate con noi. 8 minuti dopo le 8 ricominciamo con Buongiorno Taranto, seconda parte insieme questa mattina. Adesso parliamo di Bacari Sacco, del delitto di Piazza Fontana, che diventa purtroppo anche un caso politico. Grandi polemiche contro il sindaco Bitetti per la sua assenza in Piazza Fontana nel pomeriggio del presidio, e per il mancato lutto cittadino in occasione di quella giornata. Lutto cittadino che è stato indetto invece dalla sindaca Adriana Poli-Bortone di Lecce, sindaca di destra, e quindi in qualche modo anche dal punto di vista ideologico questa cosa ha un po' scombussolato chi ha sostenuto e sostiene Piero Bitetti, che ricordiamo fa parte di una coalizione di centrosinistra. Bitetti si è rivolto anche alla sua maggioranza ieri in Consiglio Comunale dicendo: mi sono sentito solo, non è la prima volta, ma ha detto contano più le emozioni o i fatti o le azioni. Ascoltate. Scusate, sia chiaro, il sindaco è il primo cittadino, dunque ha il dovere di intercettare e rappresentare il sentimento collettivo. Ma ciò riconosciuto, vorrei fare una domanda che rivolgo a voi, ma anche a me stesso in primis. Contano più le azioni o i fatti? So benissimo che le emozioni sono anch'esse dei fatti, perché ci scuotono, perché ci fanno sentire vivi, perché smuovono le nostre coscienze. In una società, quella come la nostra, che vive di contrapposizioni vere o fasulle,
La polarizzazione, penso ai social per esempio, la fa da padrona. Non ignoro questo stato di cose. Le persone insultano, offendono, tirano fuori il peggio, vuoi per frustrazione, per rabbia, per infelicità diffusa e non certo riconducibile alla politica. Sono meccanismi che conosciamo anche se personalmente non li condivido. La rabbia la rispetto, le offese le ignoro fino a quando è possibile farlo, questo è ovvio. Le critiche le accetto quando però ad animarle è la buona fede. Quando però parliamo di forze politiche, cioè di classe dirigente, il discorso cambia e parecchio. Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza. Brevemente, all'inizio del mio mandato, proprio a luglio, ho chiamato, anzi forse era a giugno, ho chiamato a raccolta decine di associazioni ambientaliste. Ho ascoltato in religioso silenzio, ho preso appunti. Hanno parlato tutti, ciascuno di loro ha potuto dire, ci mancherebbe altro ciò che voleva. Poi l'imponderabile, dopo 3 ore ho dovuto lasciare la sala per un problema familiare di un certo peso. Non abbiamo sospeso la riunione perché insieme a me c'erano diversi rappresentanti dell'amministrazione. Bene. Mi hanno rimproverato di scarsa attenzione, mi hanno impedito di uscire dal palazzo, mi hanno persino accusato di non fare niente e di non intervenire su impianti la cui competenza non è del Comune di Taranto, ma forse è del governo. E mi sono sentito solo, ma può capitare. Il 1° maggio, in occasione del 1° maggio ho espresso la mia opinione, sempre premettendo nel rispetto di tutte le opinioni. Non è bastato. Qualcuno mi ha criticato e ha tutto il diritto di farlo. Altri si sono spinti per oltre. Mi hanno detto che non dovevo nemmeno esprimere il mio parere, mi hanno detto che non c'entrava nulla, che dovevo tacere. Insomma, queste le parole del primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, anche alla sua maggioranza, e un momento in cui evidentemente qualcuno dovrà fare chiarezza rispetto a quanto si erano detto, come ha detto lo stesso sindaco, all'inizio del cammino insieme di questa campagna elettorale. Tra pochissimo, quando torniamo, noi parliamo invece di Taranto Eco Forum, ne parliamo con il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Auricchio, parliamo di sostenibilità, parliamo di tecnologia e soprattutto di futuro. Alle 8.23 il nostro rewind, e con questo pezzo ci abbiamo a tornare a parlare del Taranto Eco Forum, ormai quasi tutto pronto per l'edizione di quest'anno, il 21 e 22 maggio. Noi continuiamo a conoscere i protagonisti, i partner di questa manifestazione. Diamo il bentornato qui a Cittadella al commissario straordinario per le bonifiche di Taranto, Vito Felice Auricchio, che è collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno, saluti di grande cordialità a tutti. Commissario Auricchio, allora, un partenariato, in qualche modo un binomio, un matrimonio, ecco, quello con TEF, che ormai è diventata, chiamiamola, una relazione stabile, ecco, se così la possiamo definire, tra lei certo. e diciamo la manifestazione. Certamente così, ormai sono 4 anni e non ero ancora commissario, ho aderito a questa bellissima iniziativa sin dall'inizio, sin dalle prime battute. È stata una straordinaria esperienza proprio per poter capire e comprendere quanto la città di Taranto voglia essere fortemente coinvolta in tutte le iniziative, le scelte, e quest'anno abbiamo una rappresentanza particolarmente significativa, 24 rappresentanti di istituzioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di PICOE, MASE, MIT, vari ministeri, Regione Puglia, commissari straordinari anche oltre me, regioni, CNR, università, ISPRA, Marina Militare, Tecnopolo e tanti altri, e anche molte imprese ovviamente. E devo dire che il TEF è un luogo particolarmente vocato per costruire relazioni e connessioni. Per questo siamo veramente molto contenti di questa azione. Sono sicuro che potrà portare sempre importantissimi risultati, anche in linea con quelli che sono anche i nuovi obiettivi del
della Costituzione, no? Citati dall'articolo 9 e quindi anche dell'articolo 41, che parla appunto di queste connessioni tra mondo imprenditoriale e ambiente nella piena tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. È un programma particolarmente intenso e appunto, come dicevo, punta a sottolineare l'aspetto che è tutto assolutamente connesso, abbracciando anche l'economia circolare e la simbiosi industriale, e anche creando delle connessioni fra i 5 macro temi che saranno trattati, quindi bonifica, economia circolare, transizione energetica e abitare sostenibile, innovazione, anche intelligenza artificiale, si parlerà anche di questo, e poi blue economy, sostenibilità, governance e tanto altro. Quindi un programma particolarmente intenso. Commissario, si parla al TEF, al Taranto Eco Forum, di sostenibilità, di tecnologia, che sono poi, se vogliamo, in parte anche le parole chiave, no? delle bonifiche a Taranto, della sua mission qui a Taranto. Mi permetto di chiederle qual è reciprocamente il contributo che vi offrite, cioè quello che TEF offre, come diceva lei parlava, no? Di rete, di scambio, e quello che anche in qualche modo l'esperienza che lei sta portando avanti offre a coloro che partecipano al TEF 2026. Sì, è l'occasione, appunto, come dicevo, per potersi confrontare. Quindi da un lato noi raccontiamo quello che stiamo facendo, presenteremo anche un opuscolo come struttura commissariale in cui si racconta appunto le attività che sono state svolte nell'ultimo periodo, e dall'altro canto otteniamo tutta una serie di spunti particolarmente interessanti, anche portati da start-up innovative, imprese, grandi imprese, medie imprese, piccole e medie imprese, che comunque offrono, perché la tecnologia va avanti con una velocità estrema, e devo dire che anche l'intelligenza artificiale contribuisce in questo, come acceleratore di innovazione. Quindi Papa Leone XIII fra qualche giorno, lunedì prossimo, ci presenterà la sua nuova enciclica Magnifica Humanitas, che punta in particolare all'intelligenza artificiale, sottolineando sia gli aspetti positivi e anche gli aspetti in qualche modo di rischio. Anche questo tema sarà giustamente affrontato nell'ambito del TEF. E allora non resta che, come al solito, prenotare dei posti e vivere questa nuova esperienza anche quest'anno. Intanto grazie al commissario Vito Felice Uricchio per essere stato con noi. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi, carissimi saluti, ed a presto al TEF. Al TEF, certo. E noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo invece vi diamo gli ultimi aggiornamenti di cronaca, quindi mi raccomando, non andate. A un certo punto Piero Caffio fammelo conoscere, perché io lo amo già. E allora, se tutti amate musicalmente Piero Caffio, vi ricordo che l'appuntamento per voi è il venerdì alle 21 Silk and Soul sui 96.5, poi tutte le sere dalle 22 con Nightline, la musica selezionata da Piero Caffio. Grazie a Luigi per averci mandato questo bel messaggio. Insomma, ogni tanto fa piacere essere, insomma, come dire, gratificante anche questo. Adesso invece ci occupiamo di cronaca, vi diamo le ultime notizie che arrivano dalla città di Taranto e riguarda una vicenda avvenuta nei giorni scorsi. Avete sentito parlare della bambina di 2 anni purtroppo deceduta perché investita da un'auto guidata da un parente durante una manovra. La procura di Taranto ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina e ora lo zio della piccola è stato indagato per omicidio colposo. Una manovra sbagliata, purtroppo, come dire, una tragedia che ha distrutto una famiglia e, come dire, per quanto l'avviso di garanzia sia doveroso, credo che sia il meno dei danni umani a una persona che porterà sulla coscienza una tragedia del genere. Purtroppo sono delle cose incomprensibili. Dicevamo però, nei giorni scorsi la procura ha disposto l'autopsia, dovrà cercare di chiarire quali siano state le reali cause della morte, che cosa di fatto ha scatenato questo, e soprattutto se nella corsa in ospedale vi siano state tutte le premure del caso, e magari
un intervento avrebbe potuto salvare o meno la bambina, ma insomma di una tragedia si tratta e la magistratura, come dire, fa soltanto, credo in questo caso, una parte tra virgolette formale. 8.35, noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo invece torniamo a parlare di Bacari Sacco. Lo facciamo con la nostra avvocata del cuore, con Gabriella Barcariol. Con lei parleremo del ruolo dei minori, come abbiamo già fatto in questa vicenda, ma con l'aiuto anche dell'avvocato Adriano Minetola. Cercheremo di raccontarvi come funzionerà la parte procedurale nei confronti di questi minori, quanti anni di carcere rischiano e che succede nel momento in cui diventano maggiorenni. Restano nell'istituto penale minorile o vengono trasferiti in un carcere per adulti? Vi raccontiamo tutto tra pochissimo, quindi mi raccomando, restate su Cittadella. Alle 8.38 ricominciamo con il nostro A Casa Tutto a Posto. Bentornata Gabriella Barcariol. Buongiorno, ben ritrovate a tutti. Casa quasi tutto a posto, quasi, perché anche oggi quasi. Diciamo parliamo di una vicenda particolarmente complicata che è quella di Bacari Sacco, e come settimana scorsa continuiamo a parlarle, a raccontarla dal punto di vista dei minori. Oggi cercheremo in qualche modo di approfondire un aspetto, devo dire, domande che in molti mi hanno fatto sì, e a perché cui è molto interessante capire, no? Perché noi siamo dell'idea che, ecco, quando si parlava anche del abbassare l'imputabilità, no, esatto, dei minori, esatto, no? Quindi ora abbiamo la possibilità di comprendere quello che realmente accade quando purtroppo un minore, con un caso concreto. purtroppo con un caso veramente particolare, dobbiamo dire. Quindi sicuramente è interessante, molto interessante anche per me, che io faccio solo civile, quindi non mi sono mai addentrata nella questione, anche se faccio minorile, ma non faccio minorile penale, dico ad ognuno il suo, ci vuole tanta specializzazione nelle materie. Il nostro Virgilio in questo viaggio attraverso il penale minorile sarà l'avvocato Adriano Minetola, a cui diamo il bentornato qui a Cittadella. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Buongiorno dottor Casula, buongiorno collega Barcariol. Ciao Bentrovati, grazie per avermi dato il Virgilio, ma ciao Gabriele, ma diciamo che è tanta roba Virgilio comunque. Lo so. Adriano, anche chiamarmi dottore è tanta roba, ma al di là di questo, cioè da qualche parte un docente universitario ecco, esatto. Allora Adriano, aiutaci a comprendere alcune domande che, per esempio, almeno a me personalmente in molti hanno fatto. Partiamo da un presupposto. Il reato contestato al momento ai minori è di omicidio, la procura contesta i futili motivi, invece il GIP al momento li ha esclusi, e non è un dato secondario perché le aggravanti, come dire, possono essere un peso significativo. Facciamo così, nella peggiore delle ipotesi, omicidio aggravato dai futili motivi, i minori quanto rischiano proprio come pena? Che pena rischiano? Allora, chiaramente Gabriella prima ha fatto insieme stava facendo una considerazione molto giusta per quanto riguarda l'imputabilità. Diciamo che ad oggi, anzi ancora di più, quello che risulta essere l'elemento fondamentale per il minore è la risocializzazione. Quindi il nostro ordinamento non guarda alla pena per il reato commesso, ma alla risocializzazione del reo. Se questo avviene nei maggiorenni, addirittura di più nei minorenni, tanto che addirittura nel processo minorile la messa alla prova per gli adulti, che arriva ad un limite di pena di 4 o 5 anni, addirittura nel processo minorile si potrebbe uscire con un procedimento per omicidio anche con una messa alla prova. Questo è un caso di scuola, cioè non esiste per il reato minorile l'impossibilità di poter accedere alla messa alla prova, ma ci sono degli elementi molto stringenti che credo che non sia questo il caso. Cioè nel senso che per l'omicidio si potrebbe avere, ma per un omicidio del genere ritengo che sarà sicuramente esclusa questa possibilità. Chiaramente non esiste il perdono giudiziale perché fino a 2 anni, e non esiste nemmeno l'ergastolo. Quindi il massimo che si potrà avere è una forbice che varia tra i 10 e i 20 anni, addirittura potrebbe essere ridotta. Quindi questo è il range di pena che si potrà avere per un processo presso davanti al Tribunale dei minori. Quindi non esiste l'ergastolo. Okay. Per quanto riguarda questo, diciamo, anche glielo chiedo avvocato, te lo chiedo Adriano, anche perché insomma in tanti abbiamo letto
tutti quanti abbiamo letto i commenti social in questi giorni, dal buttate la chiave a marcire in galera, vabbè, tutte ste robe che, come dire, sono sicuramente non sono la soluzione, non solo la soluzione al problema, ma sono un problema ulteriore che aggrava una situazione già particolarmente complicato come quella che si vive in un luogo in cui si matura una storia del genere, al di là delle responsabilità personali. Quindi come l'avvocato Minetolo ci ricorda, l'obiettivo della nostra Costituzione è quello della riabilitazione, in qualche modo, della risocializzazione di questi minori responsabili di una... che chiaramente cozza, si scontra con quello che vorrebbe il popolo, che chiaramente tutti pensano un po' che vorrebbero la testa tipo rivoluzione francese. È per questo che credo che in Italia è per questo che spero che in Italia venga la giustizia venga amministrata in nome del popolo italiano e non dal popolo italiano, perché altrimenti arriveremo alle giustizie sommarie, ma questo è un altro discorso. Adriano, chiaramente aiutaci a capire. Allora, facciamo così. Abbiamo detto una forbice tra i 10 e i 20 anni, ecco, più o meno. Che cosa potrebbe essere determinante da questo punto di vista nell'orientare la scelta di un giudice verso il più basso o il più alto? È chiaramente così come ho detto, che c'è addirittura la possibilità di avere la messa alla prova anche per il reato di omicidio, perché non c'è una pena edittale massima o minima per quanto riguarda la messa alla prova. Ferma Adriano, edittale. Ti voglio bene, ma la gente non sì, che vuol dire edittale? Edittale nel senso che la forbice va il massimo, il reato, ogni reato prevede un certo il massimo. Quindi in questo caso la messa alla prova per adulti, che non prevede ad esempio per i maggiorenni la messa alla prova per l'omicidio, nei minorenni sì. La discriminante qual è? È la tipologia del reato. È normale che se io commetto un omicidio colposo, cioè metto sotto uno con la macchina senza volerlo, ecco, metto sotto uno con la macchina, che chiaramente la posso chiudere con la messa alla prova. In questo caso è normale che, a prescindere se ci sarà il motivo razziale, futili motivi, il reato in sé è così grave che ritengo non ci potrà essere una messa alla prova, e la cornice edittale in questo caso sarà sicuramente verso la pena più alta, proprio per l'efferatezza e anche per l'inutilità, perché è vero che l'omicidio può esistere, è un fatto della vita, ma un omicidio, ecco, io l'ho ritenuto un omicidio inutile, perché davvero toglie la vita per forse un gioco, non so, perché adesso poi non posso permettermi di dire qual è stata la motivazione che ha spinto questi ragazzi a fare questo. Davvero toglie la vita a qualcuno è qualcosa di inutile in questo caso. Ecco, seppur non sono stati ritenuti, e non posso dire io il motivo perché non ho letto le motivazioni del giudice, che verrà ritenuto, essendo un giudice molto scrupoloso e attento, che non avrà ravvisato i motivi futili. Quindi quello che potrà dare la pena massima, i 20 anni, sarà quello che il giudice riterrà. Ecco, anche il comportamento che avranno questi ragazzi nei confronti del reato commesso, quello ai minori è fondamentale, un elemento fondamentale ritenuto dal giudice al fine di poter mitigare una pena nei confronti di un adulto bambino. Ecco, chiamiamolo adulto bambino, come sicuramente Gabriella potrà confermare. Questo è quello che renderà la pena più o meno alta o bassa. E allora tra un po' invece parliamo anche di un'altra roba, Gabriella e Adriano, cioè che succede quando questi ragazzi compieranno 18 anni e che cosa succederà, dove dovranno tra virgolette scontare l'eventuale pena che dovesse arrivare. Stiamo parlando del caso, diciamo, partendo da questo, ma più in generale per capire realmente come funziona. Allora continuiamo a farlo tra pochissimo con Gabriella Barcaroli e con Adriano Minetola, quindi mi raccomando, c'è un po' di pubblicità, poi la musica, ma torniamo presto, restate con noi. Alle 8.51 possiamo serenamente dire che Piero Caffè oggi ha fatto l'unplane perché li ha presi tutti, e quindi vi ricordo il venerdì dalle 21 con Silk and Soul e poi la sera sui 96.5 dopo le 22 con Nightline, tutte le selezioni musicali di Piero Caffio. Torniamo invece a parlare di un brutto fatto di cronaca, lo stiamo facendo con Gabriella Barcarioli e Adriano Minetola che è in collegamento con noi. Stiamo parlando ovviamente di Bacari Sacco, il delitto di Piazza Fontana avvenuto all'alba del 9 maggio, 6 le persone fermate dagli inquirenti, 2 maggiorenni e 4 minori, e proprio di questo ci stiamo concentrando nella nostra rubrica A Casa Tutta a Posto, qui parliamo insomma dei minori, dei nostri ragazzi. L'avvocato Minetola ci ha raccontato che insomma la pena che rischiano
questi minori va tra i 10 e i 20 anni più o meno come forbice, ma come dire, l'obiettivo è quello della risocializzazione, quindi anche esiste quantomeno in teoria l'ipotesi di una messa alla prova che possa in qualche modo permettere a questi ragazzi di comprendere la tragedia che hanno messo a segno. Avvocato Minetola, Adriano, torno da te per chiederti due cose. La prima, dove l'eventuale pena, perché ovviamente stiamo partendo da questo per raccontare un caso generale, di questi minori, dove viene scontata? In questo momento loro sono stati collocati nell'istituto penale minorile, giusto? Perfetto. Bene. Sì. Nel momento in cui compiono 18 anni, che succede? Allora, questo è un punto fondamentale che è stato anche riformato nel 2014, perché comunque fino al 2014 il diciottenne che diventava chiaramente, cioè il minorenne che arrivava ai 18 anni, veniva poi portato presso le carceri per maggiorenni. Adesso invece la legge è sempre nello spirito della risocializzazione, quindi quello che deve essere il poter aiutare il ragazzo, rende possibile che l'età si sposti a 25 anni, ma questo deve essere discrezionale da parte del magistrato di sorveglianza, che dovrà andare a vedere se in effetti è meritevole questo ragazzo di poter rimanere fino a 25 anni dentro gli istituti per minorenni. Questo per dargli la possibilità, come dire, di sempre una risocializzazione all'interno di un istituto più a dimensione di quest'uomo bambino. Successivamente ai 25 anni comunque lo stesso poi andrà presso le carceri per maggiorenni, dove ci dovrebbero essere delle sezioni, chiamiamole specializzate, proprio per proseguire il percorso iniziato negli istituti per minorenni. Ok, questo quindi 25 anni, diciamo, ecco, se è meritevole o meno, ovviamente poi come diceva... Questo però è un vaglio che viene fatto dal magistrato di sorveglianza caso per caso. Caso per caso, chiaro. Poi come diceva Adriano Minetola, è chiaro che dipende anche dal comportamento che uno assume durante non solo l'iter processuale, durante il percorso processuale, ma anche durante la stessa detenzione. Sì, perché quello modo, poi no? è la rieducazione, se tu dai prova di essere rieducato, perché casomai ci può essere il ragazzino che non ha compreso, che chiaramente vuol dire che il suo percorso non invece ha avuto Adriano, l'effetto scusami, sperato. nel caso poi invece di applicazione della messa alla prova, spieghiamo un attimo alla gente che cos'è, no? L'applicazione della messa alla prova, perché poi la messa alla prova, no, è una comunità, è un modo per sempre ovviamente rieducarsi con modalità diverse. Perfetto, nella messa alla prova il massimo, praticamente la messa alla prova come sappiamo è la possibilità di fare questo sorta di percorso per un massimo di 3 anni, nel caso che è il massimo che si può dare per la messa alla prova, quindi per l'omicidio ad esempio sarebbe 3 anni, e viene fatto questo percorso nel quale però non è una pena, perché la messa alla prova è un patto che tu fai con lo Stato e dire quasi io ho compreso il disvalore sociale e tu in qualche modo mi premi non dandomi una pena detentiva, una pena che sarebbe quella giusta per questo tipo di reato. Posso dirvi che io questa roba per i minori non solo la comprendo, ma la condivido, perché l'obiettivo è quello di reinserirli in società. Posso dire sinceramente che mi sta un po' sulle scatole l'idea che un vostro collega accusato di lo dico io, voi non dite una parola, un vostro collega accusato diciamo di aver promesso denaro in cambio di voti abbia ottenuto la messa alla prova. Cioè un avvocato non è che ha bisogno del percorso di messa alla prova per sapere che quello è male e quello è bene. Quindi però questo diciamo lo Stato italiano. Detto questo, scusate, lo Stato italiano si dà questa possibilità, è stata mutuata proprio dai minori. Cioè, il problema qua non è pentirsi, ragazzi, qua il problema è comprendere la differenza fra bene e male, il che diciamo a un avvocato mi viene l'ansia anche solo a pensarlo. Ma detto questo, noi salutiamo un attimo l'avvocato Adriano Minetola, grazie davvero per averci guidato e per averci fatto comprendere tutte queste solo possibilità. Grazie Adriano, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, ciao, buona giornata e buon lavoro. Ciao Gabri. Con te invece Gabri volevo affrontare questa parte diciamo discutendo del fatto che siamo consapevoli del fatto che l'obiettivo è il reinserimento in società. Noi viviamo con questo obiettivo, no? Certo. Quindi tutto ciò che facciamo è vale per gli adulti, quindi a maggior ragione. Vale per gli adulti, è un po' più difficile rieducarli. Però la riabilitazione. Però sicuramente per i ragazzi che dobbiamo pensare sono comunque figli di qualcuno che non è stato in grado di educarli adeguatamente nel 99% dei casi, allora bisogna avere un occhio un po' più di riguardo, se non sono gigli, rimettendoli
in società forse educati, quindi questo è il compito. Almeno la speranza. La speranza è quella che tu li rimetti, succede certo. una cosa, loro capiscono e non fanno più niente, quindi li rimetti in società rieducati. Se non sono gigli, sono pur sempre figli vittime di questo mondo, diceva Fabrizio De André in La città vecchia, tra l'altro, diciamo, manco a farlo apposta. Però siamo consapevoli del fatto che questo potrebbe essere detto da qualcuno di questi minori o anche, diciamo, dalle famiglie, e adesso parliamo in generale, non di questo caso, come la messa alla prova alla fine non m'ha successo niente. Ecco, lo dico proprio brutalmente in dialetto. Rispondo altrettanto con un in dialetto. episodio. No. Okay, vai. Un ragazzo di cui sono tutore, siamo andati al Tribunale per i minorenni per fare l'ascolto, cioè 4 procedimenti penali, e lui ha detto: tanto mi sono informato, al massimo mi danno la messa alla prova. E questa è stata la conseguenza. E questo è quel circuito, però, perché questi erano reati fatti in baby gang, no? Quindi tutti insieme questi ragazzi si passano comunque, cioè al massimo a messa alla prova mi danno, cioè, non è che mi devono fare, certo. Io un minorenne. Quindi questo purtroppo c'è, ma dipende sempre dal contesto familiare da cui vieni o dalla vita che hai vissuto. Perché non dobbiamo dimenticarci mai che ci sono ragazzini che ora, bambini che ora sono ragazzini che hanno vissuto vita intera in comunità, no? Quindi mamma mia. No? Ragazzini, ma bambini di 2 anni che entrano in comunità e non escono più. Quindi sostanzialmente questo è il contesto. Sì, è vero, i ragazzi sanno che vengono messi alla prova, che quello che fanno ha al massimo una messa alla prova come conseguenza. E allora vedremo come andrà avanti questa storia. Noi naturalmente continueremo a raccontarvela non solo da un punto di vista della cronaca, ma anche dal punto di vista proprio quasi procedurale, sociale, per cercare di capire com'è stato, come le affrontiamo queste situazioni. Grazie sempre alla nostra Gabriella Barcariol. Grazie a voi. Ci rivediamo martedì prossimo. Grazie a Piero Caffio e grazie a Michael Schino per aver guidato la parte tecnica. Vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it oppure attraverso WhatsApp al 339 680 6868. Mi raccomando, allegate video, fotografie, allegate tutto quello che in qualche modo può aiutarci a comprendere la problematica che volete segnalarci, e poi noi naturalmente la verificheremo, la valuteremo e la racconteremo. E poi vi ricordo il TG di Cittadella alle 14 sul canale 94. Tutto quello che vi interessa sapere sul territorio di Taranto lo trovate qui su Cittadella. Noi ci ritroviamo domani dalle 7 alle 9. Adesso vi lasciamo all'informazione. Mi raccomando, divertitevi.